avevano sfruttato la possibilità di mettere su dei siti online degli annunci di vendita e avevano impiantato una vera e propria rete commerciale parallela a quella dell'azienda. Dipendenti ed ex dipendenti di un'azienda di stufe a pellet di Vittorio Veneto, denunciati a piede libero dalla polizia, in 2 anni hanno causato alla ditta almeno 500.000 euro di danni, spingendola sull'orlo del fallimento. Avevano posto in essere una rete parallela e dal punto di vista commerciale e dal punto di vista dell'assistenza ai clienti, riuscendo a sottrarre numerosi pezzi della produzione ed elementi di ricambio. Rivendevano le stufe a prezzi inferiori e ai clienti le garantivano un paio d'anni, assicurandosi però che chiamassero per eventuali manutenzioni loro e non la ditta produttrice. Indagine nata da una precedente operazione a carico di un ricettatore albanese, anche lui ex dipendente. Tra i pezzi che gli erano stati sequestrati c'erano anche stufe a pellet. Al momento si indaga per ricettazione e abbiamo dato luogo a 6 perquisizioni nei confronti di altrettanti soggetti, alcuni di etnia italiana e alcuni di etnia albanese e altri cittadini italiani. Tra loro anche una donna. La polizia ha sequestrato nelle abitazioni dei 6 numerosa refurtiva, anche delle biciclette. Le foto per il riconoscimento sono postate sul profilo Facebook della Questura di Treviso.